Boh, io sono pronto. Sì, forse non serve. Sì, ma forse è meglio parlare che sì. Direi. Sì, dai. Sì, poi tanta gente che ci sente. Buonasera a tutti, è la prima volta che noi facciamo la presentazione del corso, perché è la prima volta e non anni fa, perché l'anno scorso cominciamo proprio ad andare molto bene, sono arrivati nuovi allievi e poi base di tutti questi allievi, circa l'anno scorso 90 penso, Sì. allievi, abbiamo avuto diversi strumenti, canto, pianoforte, violini, eccetera. E quindi base di quello abbiamo tutto l'anno abbiamo cercato di studiare, di modificare, di migliorare anche il sistema, anche trovare diciamo, la possibilità di dare più occasione a tutti gli studenti a divertirsi, non solo studiare seriamente, e lo stesso anche gli spazi che abbiamo cercato di migliorare, coordinare il meglio possibile, quindi quest'anno abbiamo pensato di fare una presentazione e dei corsi, anche diciamo, informazioni, magari gli studenti che non hanno visto, guardato attentamente, magari veramente quello che possono utilizzare presso la nostra scuola, insomma, anche le collaborazioni. Quest'anno abbiamo aumentato anche dei corsi e nonostante per la musica classica abbiamo quest'anno anche nuovi insegnanti e abbiamo finalmente cominciamo a aprire anche i corsi per musica moderna che fino a poco fa Francesca soffriva un po' perché canto moderno finisce là infatti e non c'erano altri strumenti, no? E invece quest'anno abbiamo pensato di attivare anche per chitarra elettrica, pianoforte, jazz, composizione anche, per chi piace scrivere la sua musica, esprimere, come si può dire. E così abbiamo questa possibilità del corso. E quindi qua noi corsi singoli quest'anno stiamo attivando sicuramente basso elettrico, batteria, e così cerchiamo anche di dopo creare un gruppo dei ragazzi che fanno musica moderna, insomma. Poi quest'anno avremo anche il corso di contrabbasso. Abbiamo avuto la fortuna di avere lo strumento, quello è il problema, perché lo strumento è difficile avere, insomma, per aprire questo corso. Poi anche per il violoncello quest'anno abbiamo credo 4 o 5 strumenti che possiamo dare ai ragazzi per studiare, anche per provare questo nuovo strumento, insomma, chi ha piacere di conoscere. E poi oltre a questi corsi singoli, magari facciamo raccontare un attimo anche per il corso di composizione, perché è un corso diciamo abbastanza nuovo per una scuola di musica, insomma, del territorio. Lasciamo raccontare Silvio Bartoli. Buonasera a tutti, io sono Silvio Bartoli, sono docente di composizione e di pianoforte. Mi occupo di composizione sia della classica che appunto moderna, e il corso sarà praticamente destinato a
dai bambini, si parla dai 6 anni in su, fino agli adulti, senza nessun tipo di problema. Sarà un corso destinato allo scoprire come qualsiasi evento sonoro può essere identificato come musica e soprattutto come manipolare questo suono per renderlo un pezzo a sé stante che abbia una sua identità. Ripeto, può essere sia dal punto di vista della composizione classica che della composizione moderna, canzoni, musical, se uno ha un'idea, magari ha già un gruppo, canzoni per band, per singolo, per qualsiasi strumento, non è quello il problema. Il problema è appunto capire come evolve quest'idea musicale per poi costruire un brano, una serie di brani, un album, qualsiasi cosa. Può essere appunto dai bambini, perché i bambini in realtà capiscono forse molto di più degli adulti da questo punto di vista, perché hanno meno costrizioni, ed è giusto che sin da bambini si cominci a studiare la composizione. Anticamente chiunque suonasse uno strumento scriveva, chiunque, parlo del Settecento, anche prima, ogni strumentista scriveva. Chi meglio, chi peggio, ma ognuno sapeva prendere in mano la penna o il pennino e scrivere. Per cui il mio corso è aperto a tutti, chi fosse interessato, mi piace sapere. Ah sì, dimenticavo ancora una cosa, e insegno anche pianoforte classico e moderno. Ma questo parleranno loro. Sì. Okay. E poi è un corso anche importante a propedeutica musicale che insegna Jennifer, così anche racconti un po' del corso. Sono Jennifer e sono un'educatrice musicale, un'educatrice anche con tipo educatrice al benessere attraverso la musica, e adesso farò le collaborazioni con la propedeutica, però anche mi occupo di musicoterapia. Ma in questi corsi di propedeutica che vanno dai 1-3 anni a 8 anni in scuola elementare, e si prova anche a sperimentare quello che abbiamo tutti, quella musicalità che la pancia l'abbiamo, allora è attraverso la musica che con i genitori si può anche fare questo percorso di relazione, di creare questo vincolo che attraverso la musica può diventare anche più avanti, non solo per chi si occupa di una carriera musicale, se non per la vita. Allora, se prima si può avere questo rapporto gradevole, anche perché ha un rapporto affettivo più che altro quando si parla di questi corsi, perché uno pensa cosa si insegna in questi corsi, non è che si insegna a suonare un strumento anche da piccoli, no? Si sviluppano anche quelle capacità cognitive, ma più che altro quella relazione affettiva che tramite un percorso sia corto o più lungo, però che sia effettivo, no? Quella relazione che la mamma o il papà per la giornata non hanno questo tempo, però se si occupano in questo mezz'ora, 40 minuti, che è quello che dura un incontro, ma con quotidianità, si può anche avere questo rapporto nella casa. Questo è il mio, diciamo, più obiettivo, quella relazione affettiva, ma anche quella di sviluppo musicale. Lasciamo anche 2 parole anche per il pianoforte. Ci sono tanti pianisti. Sono tanti. Sì, vabbè, posso iniziare io? Sì. Mi chiamo Emma Vocol, insegno pianoforte, sì, insegno anche la teoria e solfeggio alla nostra scuola. Sì, il percorso è nella musica classica piuttosto, ma anche brani moderni, insomma, sì, di tutti i generi, pop, jazz, quindi mi piace avvicinare, insomma, ragazzi a tutti i generi, no? Un po' sviluppare la conoscenza di tutti i generi per fare anche il saper suonare, no? E questo che insomma è il mio impegno, e poi il corso di teoria di solfeggio che si è aperto a tutti
attività. Adesso da quest'anno io apro 2 gruppi perché l'anno scorso avevo un gruppo già di 3 ragazzi che possono continuare, insomma, andare avanti e chi insomma vuole partecipare, insomma, iniziare da quest'anno sarà un altro gruppo di principianti e quindi saranno un corso di sera che durerà un'ora, quindi dopo magari nella giornata di scuola aperta si può anche parlare più concreto, chi si interessa di iscriversi, vediamo delle giornate e orari più concrete. Ecco. Io sono Gabriele Aviani, sono un altro insegnante di pianoforte dell'Accademia. Ex presidente dell'associazione. E niente, mi fa piacere ho iniziato ancora da solo, quindi mi fa piacere adesso avere più colleghi di pianoforte, quindi insomma vuol dire che c'è abbastanza interesse sulla questione. E niente, come penso anche tutti i miei colleghi, cerchiamo di offrire il più possibile un percorso approfondito sullo strumento, no? Che possa dare la possibilità a chiunque di fare poi il percorso che vuole con il pianoforte, no? Però è importante che i ragazzi quando escono dalla scuola abbiano i mezzi per un giorno se uno dice ok voglio fare il conservatorio oppure voglio dedicarmi al concertismo, piuttosto che abbia i mezzi per poterla fare in modo sereno, ecco. Perché molto spesso la difficoltà è che quando uno decide poi di intraprendere un percorso musicale magari accademico si scontra con quello che magari è il mondo accademico e gli manca un pochettino il tramite, no? Dal mondo accademico, ecco. Credo che appunto parlo anche penso per i miei colleghi che c'è il piacere di studiare, ma poi c'è anche il fatto che se uno ha la possibilità ha la voglia, la curiosità, l'amore anche per la musica e vuole farlo dal punto di vista professionale, lo possa fare tranquillamente. Quindi questo è importante, secondo me. Francesca? Anche lei insegna pianoforte? No, scherzo. Siamo una scuola di pianoforte. Io sono Francesca, sono l'insegnante di canto moderno e come ben i miei allievi sanno, quelli che sono presenti, io faccio a me piace fare un percorso molto tecnico e quindi di solito parto dalla respirazione diaframmatica per andare avanti con la maschera e tutto quello che concerne la tecnica, perché secondo me il canto è uno strumento, se mi si può passare il termine, un po' bistrattato, nel senso e vedo che spesso si prende il microfono in mano e via, e non è quello, perché comunque dietro ad ogni cantante che si rispetti c'è un grande lavoro sia di tecnica sia fisico che personale di introspezione per poter fare alla fine un buon risultato, e certamente senza tecnica, come in qualsiasi altro degli strumenti che sono stati presentati stasera, non si va avanti, perché la voce è uno strumento delicato e con l'andare del tempo, se non viene trattato con il giusto riguardo, uno si rompe e due, comunque le nostre potenzialità non vengono mai fuori come dovrebbero. Quindi io faccio molta attenzione su questo e senza insomma poi trascurare anche il lato divertente che poi effettivamente è cantare. E ritengo che un cantante non debba solo cantare, ma debba essere anche bravo, debba anche performare, quindi deve esprimere, deve stare sul palco, deve essere capace di fare un lavoro a tutto tondo, quindi come è successo anche l'anno scorso, se io ho l'occasione mi piace organizzare degli stage di teatro, degli stage dove appunto i ragazzi si mettono alla prova anche nella loro espressività, nel loro tirar fuori, quindi un lavoro che sembra che non c'entri niente, ma che dopo va a braccetto con l'essere cantante. Insomma, dicono sempre che i cantanti devono essere anche attori, se no la cosa non sta in piedi. E siccome per fortuna la mia classe conta parecchi allievi, quest'anno ho ritenuto di dover chiedere un aiuto e quindi vi presento Federica Copetti, una mia carissima collega, una cantante eccezionale e che io ritengo sia molto abile anche nell'insegnamento, quindi
gli abbiamo chiesto se poteva collaborare, se aveva piacere collaborare con la nostra accademia e la risposta è stata positiva, quindi adesso lascio la parola a te. L'ha fatta proprio bene. Dunque, io appunto, come diceva Francesca, sono Federica Copetti, sono la sua scialuppa di salvataggio sostanzialmente, canto da una ventina d'anni a naso, qualcosa di più, e concordo pienamente con tutto ciò che ha detto Francesca negli ultimi istanti, perché la voce è obiettivamente delicatissima e se una persona non ha la tecnica e non ha la possibilità di cantare in maniera sana, non ha nemmeno la possibilità di scoprire effettivamente quali sono i suoi limiti dal punto di vista vocale, ma anche dal punto di vista, mi verrebbe da dire, compositivo. Adesso è sparito il collega, ovviamente, il collega che mi sarebbe servito in questi istanti, perché tra le varie cose mi diletto pure nella composizione e obiettivamente quando un cantante si approccia alla scrittura di un brano, all'interpretazione di ciò che scrive, se lo strumento non lavora assieme a quello che è l'istinto, a quella che è l'artisticità del singolo, diventa problematico, c'è un blocco. E quindi anche io, nel mio modestissimo approccio all'insegnamento, è questo quello che cerco di fare. Un po' lavorare sulla tecnica, tanto sulla tecnica, mixandola anche all'interpretazione. Tante volte l'intenzione aiuta anche la tecnica, soprattutto nel canto moderno. E divertirsi, perché qualsiasi tipo di tensione è controproducente, quindi questo è ciò che mi prefiggo di fare nel prossimo futuro. Le posso fare una domanda? Avanti. Sembra una battuta, ma non è mai troppo tardi per cominciare a studiare canto? Mai troppo tardi e nessuno è stonato per davvero. Esiste semplicemente poco allenamento all'orecchio. Ci vuole un po' più di lavoro, però se lo fa, almeno. Ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Si può fare, assolutamente sì. Uno dei miei allievi più vecchi aveva 80 anni passati. Beh, tra 20 ci arrivo anch'io allora. Quindi per dire non ci sono, e certo con le difficoltà che può avere una persona che ormai ha una certa età, se non ha mai cantato prima, è chiaro che parte da zero e come qualsiasi cosa un bambino impara così e a mano che si va su è sempre più difficile, anche il corpo ti sta sempre meno dietro, però voglio dire, io ho visto veramente di tutto, se c'è la passione e la voglia di fare non ci sono limiti. Non C'è ci solo sono limiti o mentali problemi di di dire anzianità delle corde o la vetustà del tutto, dello strumento, perché uno strumento di legno lo registri, lo cambi, ma quello bisogna metterlo in conto perché comunque il corpo va ovviamente incontro a un invecchiamento e certo le corde vocali del mio allievo che magari aveva 80 anni non possono avere l'elasticità delle corde vocali di un ragazzo che ne ha 12, però non è che dopo una certa età basta, non puoi più cantare, ci sarà un lavoro un po' più delicato, un lavoro un po' più accurato, se la persona ha già cantato le corde sono già allenate, se non ha mai cantato ci si farà un lavoro del rispetto di com'è la persona e si fa. Poi c'è anche un'altra cosa da tenere in considerazione. Una persona che si approccia al canto giovane ha un certo bagaglio di esperienza, di vita, da poter mettere nell'interpretazione. Una persona che ha vissuto, che ha qualcosa da dire anche in più. A me viene in mente Joni Mitchell, ha fatto lo stesso pezzo in 2 versioni quando aveva 20 anni e quando ne aveva 70 e fischia, o forse qualcosa di meno in realtà, a naso, e è venuto fuori un capolavoro perché ci ha riversato dentro tutto il suo bagaglio di esperienze, tutta la sua vita, è un valore inestimabile, vale la pena. Va bene, grazie, mi ha fatto coraggio. Ma ho chiesto per mio cugino. Sempre il cugino, però va bene. Pensavo chiedo per un amico. Come siamo in tanti, Sì. a una certa età siamo un po'. Mettiamo in lavoro il bagaglio.
C'è chi magari ha suonato per anni e dice ok, ma proviamo a sincronizzare canto e strumento. Sì, che era proprio quello che aveva fatto il mio allievo. Io suono la chitarra e diceva, vale provare anche a cantarci sopra. No, ho visto una cosa che forse magari qualcuno si è persa sabato scorso, un concerto rock moderno, dove ho visto per la prima volta sul palco dal vivo un bassista che cantava da Dio. Ma suonava bene il basso da Dio e cantava da Dio. Speranza Sposi. No, boh. Ci sta. Però insomma non è nella norma, ecco. No, è anche perché mettere ritmica e voce Non è così immediato. devi un attimo prendere le misure, però Se non è come la chitarra. è molto figo, posso dire, che il basso dà tutta un'altra situazione, anche perché impari a dare il ritmo, a non cantare in maniera molto neomelodica, cioè impari a stroncare, a non perdere aria, che questa è una cosa tecnicamente che serve parecchio, è molto simpatico. La ringrazio, Riprego. riferirò a mio cugino. Bene. Ok, poi lasciamo anche 2 parole al nostro insegnante di violoncello che abbiamo attivato dall'anno scorso Sì. il corso. Sì. Buonasera, sono Edoardo, sì, il docente di violoncello. Ecco, agganciandomi un po' alla domanda, infatti le mie allieve, sì, diciamo, sono persone di 50 anni, ma che hanno una passione, cioè nel senso che non è detto che non si può iniziare a qualsiasi età. Certamente lo scopo sarà un altro, no? E quello che voglio dire è che praticamente il corso è molto, si vede molto chi e come e quanto tempo, cioè nel senso è mirato alla persona, no? Certamente si può, no? Infatti del mio allievo non ha mai avuto un contatto con la musica, però ha la passione del suono di questo strumento che ha un'estensione. Sì, allora tutto è possibile, basta avere la passione e un po' di disciplina, no? Quindi il corso, come penso che anche i miei colleghi, è molto mirato a chi ci arriva, no? E allora là è dove viene fuori la nostra bravura per capire e fare il percorso a ognuno, no? Perché non sarà lo stesso un percorso per un bambino che forse vorrebbe dopo fare continuare un conservatorio, no? Che una persona che viene per il piacere di fare musica, no? Allora, però certamente le basi tecniche devono esserci, no? Allora è là dove noi dobbiamo lavorare e fare il percorso individuale, no? A ognuno. Quindi non è mai tardi per prendere uno strumento in mano, no? Ok. Poi è rimasto l'ultimo, il nostro nuovo insegnante di chitarra, Nicola Cappellini. È là che per di voi. È molto motivante sentire gli altri colleghi che tra l'altro non abbiamo ancora avuto il modo di conoscerci. Molto motivante sentire condiviso tante cose che senti, perché alla fine della giornata spesso la musica non è solo un hobby o qualcosa che si fa, ma è proprio una cosa che accompagna un po' ogni momento della vita. E nella mia opinione la chitarra è uno dei migliori strumenti per questo, perché da un lato è difficile perché soprattutto per la manualità, le 2 mani, poi c'è sempre stata questa tensione tra la lettura, chi non legge, chi fa la classica, chi fa la moderna, ma spesso se ci pensi bene poi queste tensioni spesso svaniscono, perché non ci sono queste categorie spesso così strette. Appunto, nei miei corsi a me piace spesso seguire quello che fanno, che piace all'allievo e soprattutto farsi seguire dal suono. Io cosa porto? Io porto un po' della mia esperienza, sono mezzo americano, ho studiato qua, là, su, giù, anche un po' in Brasile, in Belgio. Allora porto un po' tutta questa esperienza con diverse esperienze che io ho vissuto musicalmente e niente, soprattutto è una ferramenta anche per scoprire se stessi e
e si può sempre suonare anche da soli in casa, con altri amici, in gruppo, la musica moderna, la classica, è tutto possibile. Allora è questo, sono soprattutto molto felice perché già a Trieste c'è l'altra sede dove insegno già da un anno e sì, posso dire veramente che tutti i colleghi, sia qua che là, sono tutti veramente molto capaci. Allora sono molto motivato per fare parte di questa comunità, di questa scuola. Ok, grazie. In effetti, come diceva Nicola, abbiamo sia la scuola, la sede a Cervignano, abbiamo anche una scuola a Trieste in cui Nicola insegna chitarra. Sarà anche per il futuro magari di organizzare qualcosa insieme. Anche là ci sono centinaia di allievi. Maggiore parte sono strumenti moderni. Infatti è un gruppo, tanti gruppi di ragazzi, batteristi, quindi anche là magari per il futuro riusciamo anche qualche collaborazione oppure un piccolo saggio concerto a Trieste, insomma. Sì. Ok, poi ci sono anche altri insegnanti e stasera purtroppo non sono arrivati, però vi conoscerete. Insomma. Ok, e poi volevo anche dire una cosa. Tu non ti presenti. Ah, io? Ah. Sì, allora, sono Lessica e siamo oltre il presidente dell'associazione e insegno anche canto lirico. Per il momento ho 2 allievi adulti, ecco il terzo. E poi c'è anche Ivan, ogni tanto do una lezione anche se è tanto giovane. Poi ci sono anche dei ragazzi stranieri, cinesi, che vengono qua per fare una preparazione e poi fanno l'esame di ammissione in conservatorio, sia triennio, biennio, quindi mi occupo in generale canto lirico, insomma. È tutto qua. Quindi chi piace a provare anche, tanto lezione gratuita, mezz'ora, venite tutti quanti. Bene. E volevo parlare anche abbiamo un corso in più quest'anno, è il coro. E il coro quest'anno abbiamo aperto, proprio pensato di dare un po' più possibilità per i nostri ragazzi, ma non solo studiare un strumento, ma anche incontrarsi. Quindi abbiamo pensato di partire da qua e infatti abbiamo messo che chi è iscritto in qualunque corso, di qualunque strumento, il coro sarà gratuito, proprio per farli conoscere tra i ragazzi, insomma, con tutti gli strumenti diversi, così hanno un'occasione per incontrarsi. Chissà, magari vogliono anche fare un piccolo gruppo da soli e queste cose qua, insomma, siamo solo felici. Questo corso farà Gabriele, che lui ha veramente un sacco di esperienza da piccolo che dirige il coro. Sì. Vuoi dire 2 parole per questo corso? Sì, partirà allora questo corso di coro. Cantare un po' è alla base un po' di tutta la musica, perché è proprio l'espressione diretta che abbiamo. Quindi è importante coltivare un pochettino anche l'aspetto del canto da ragazzi, insomma, da piccoli. In Italia non è molto diffusa la pratica corale, soprattutto in ambito scolastico. In realtà all'estero soprattutto cioè il coro scolastico è proprio un corso della scuola. Iniziano quasi dall'asilo e vanno avanti fino all'università, col cori dell'università. È tanto importante effettivamente che i bambini e i ragazzi non solo cantino, si ascoltino anche fra di loro. Per cui insomma abbiamo pensato di attivare questo corso perché la musica è proprio il corso di insieme più immediato, ecco. Perché cantare fa bene, proprio perché attiva tante cose. Dopo, dato loro sapranno molto molto di più, ma effettivamente cantare fa bene.
e quindi partiremo con questo corso che accompagnerà, diciamo così, lo studio, il percorso di studio dei ragazzi. Ecco. Ok. Poi vorrei parlare anche per il noleggio strumenti. Ecco. E da quest'anno abbiamo violini, violoncelli, clarinetti, 3, e anche contrabbasso. Quindi la scuola, insomma, noi abbiamo deciso che per chi ha bisogno di strumenti, i primi 2 mesi, e sarà anche gratuito, quello che abbiamo in disposizione, e quindi chi ha bisogno, se vuole provare, vuole fare qualche lezione, il strumento per 2 mesi sarà gratuito in prestito. Dopo, sì, per le aule, noi da anni che abbiamo già messo in disposizione le aule per chi è nostro studente e può noleggiare gratuitamente, magari chi non ha pianoforte a casa e ha bisogno di studiare, e può contattare la nostra segreteria e poi prenotare aule. Ovviamente chi ha sotto 18 anni, meglio che verrà anche il genitore, insomma, a accompagnare, e quindi là è un'ora ogni giorno massimo, si può prenotare un'ora, ovviamente non durante la lezione. Quindi se c'è lezione sarà occupato, non è possibile, però il resto del tempo, chiedendo, sicuramente se c'è spazio si può prenotare. Questo è per la sede dell'Accademia. Invece per la Casa della Musica noi abbiamo un'aula a disposizione, diciamo da lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio, quindi quando c'è, come si dice, i giorni lavorativi, qua a Casa della Musica è aperta al pubblico, e se è libero l'aula, i ragazzi possono prenotare e venire a studiare. È tutto gratuito, perché noi vogliamo che i ragazzi studino. Questo è l'obiettivo. Abbiamo una nuova sede anche? Abbiamo una nuova sede? Qua, no, la vecchia. Siamo nella nuova sede adesso. Ah sì, sì, abbiamo fatto... sì, quest'anno abbiamo fatto anche un miracolo, è che siamo trasferiti dalla vecchia sede, via Osopo, alla nuova sede, a Piazza Libertà, numero 14, sopra la banca San Paolo. Quindi adesso abbiamo 4 aule invece che 3, e poi anche sono abbastanza belle e grandi. Quindi spero Scusi, che... le faccio una domanda. Mi sembra che sabato 14 e domenica 15 c'è la presentazione anche delle nuove sì, aule sì. dell'Accademia, no? Se lo ricordi. Sì, volevo dire che questo weekend, sabato e domenica, avremo Open Day, saranno tutti insegnanti, potete venire a provare tutti gli strumenti. Tra un po' diciamo, uscirà anche il calendario di tutti gli insegnanti disponibili in quali giorni, quindi sia alla sede AGM che Casa della Musica. E qui a Casa della Musica sarà più che per musica moderna, chitarra elettrica, eccetera. Invece all'Accademia sarà più per violini, violoncelli, quindi se volete, così anche fate una passeggiata sia qua che là, insomma. Poi anche con i vostri amici se volete. Ok, grazie. Mi hai ricordato. Questo è uno. E poi oltre diciamo i corsi didattici, e noi in realtà organizziamo un sacco di eventi anche qua a Cervignano, e abbiamo una collaborazione abbastanza fissa con l'Università di terza età. Ogni anno organizziamo 7 incontri, giusto? 8 incontri, in cui quasi tutti venerdì. Tutti i venerdì dalle 5:30 alle 6:30, 7, insomma, ci danno disponibilità. Saranno 4 incontri prima di Natale e poi dal febbraio gli altri 4. E quest'anno sarà, diciamo, la maggiore parte per i compositori. Sì,
sì, storia della musica dedicata ai compositori, sì, non grandi che hanno magari un giubileo o qualcosa, insomma, anniversari, oppure anche per, sì, tipo dedicata a musica jazz, no? Quindi saranno temi che adesso stiamo un po' lavorando, stiamo programmando. Ok, bene. E oltre a questo noi abbiamo anche il concorso Città di Cervignano, che è un concorso adesso, la terza edizione già sta diventando abbastanza importante, grazie a tutti i collaboratori che abbiamo lavorato insieme, insomma. E quest'anno abbiamo avuto 33 nazioni, dei ragazzi, erano veramente bravi, insomma. E quest'anno abbiamo fatto in maggio e l'anno prossimo stiamo vedendo di fare un miglioramento, insomma sarà solo più spettacoli che meno. Quindi anche se volete dopo più avanti, quando sapremo, vi mandiamo anche su WhatsApp informazione, perché è veramente bello. Come quest'anno c'era il violino, ha vinto una coreana che è veramente brava, una bambina che suonava da professionista, quindi non possiamo vedere proprio a Cervignano, insomma, invece andare a altre parti. E poi oltre a quello abbiamo anche, da quest'anno abbiamo fatto 24 ore di musica, è la prima volta che abbiamo fatto 24 ore di musica, abbiamo sperimentato un po', infatti era stato un po' faticoso, perché 24 ore senza riposo. Però il sindaco di Cervignano dice che continuiamo, insomma, anche il prossimo anno, quindi anche quello cerchiamo di migliorare. E infatti quest'anno tanti ragazzi della nostra scuola hanno partecipato, ovviamente di mattina, non di notte. Qualcuno anche di notte, adulti. Sì. C'è stato molto un concerto punk alle 2? Sì, alle 2 di mattina c'è stato un concerto punk che tu mi allievo alla Casa della Musica. Abbiamo fatto qua la Casa della Musica là sotto, sì, il piano terra, esatto. E poi oltre a quello anche qualche collaborazione con Rotary e Inner. Infatti quest'anno è una buona notizia che la Inner Way Club offre, diciamo, una borsa di studio da 300 euro per i nostri, sarà un allievo, insomma. Dobbiamo valutare bene, insomma, sì, però comincia anche a avere un sostegno da enti di territorio per aiutare i nostri allievi che piace la musica. E poi l'ultima cosa, in realtà oltre alla musica abbiamo sempre attivato anche diciamo, un corso di lingue, e non è mai stato così al pubblico, ma però abbiamo sempre diciamo, offerto questo corso in più per i ragazzi magari stranieri che vogliono imparare italiano, oppure i ragazzi del corso di musica che vogliono fare anche un corso di lingua, insomma. Abbiamo sempre fatto, è proprio la Casa della Musica in fondo in quell'aula là. L'informazione è sempre sul sito, insomma, dobbiamo anche aggiornare, ma più o meno quello. Sia in gruppo che singoli il corso. L'ultimo è la nostra, come scuola abbiamo convenzione anche con i negozi di territorio adesso, tipo noi e i ragazzi che sono iscritti, se andate a Conad potete avere uno sconto 5% per tutte le spese, quindi basta andare da info di Conad a mostrare la tessera, che quest'anno finalmente abbiamo la tessera anche. Quindi andando con la tessera loro vi registrano e poi quando fate la spesa sarà 5% in meno. Questo sì, questa offerta da Conad è stato veramente gentile. In più anche Nova Ottica per occhiali saranno anche là 15% di sconto
15 o 20. E poi anche libreria, quello che- Marius. esatto, anche là sarà 10 o 15% di sconto. E poi c'è anche fioreria, Papaveri e Papere, quella che c'è in via Trieste, che c'è la signora Rita dentro che... sì. E quindi sono questi negozi anche danno questo buono sconto, insomma, se vi interessa. Tutto qua. No, c'è una domanda per un amico. Sì. No, anche se è molto seria. Diciamo che l'associazione allora ti dà anche la possibilità di fare questo corso di lingue, Sì. che sarebbe una manna legare anche al canto. Perché io, come tanti, andiamo ad ascoltare, sì, sentire concerti, però a volte la dizione tira più sul carnico che non sul british, no? Esatto. E tante volte anche la vocalità di certe canzoni viene o non viene a seconda della pronuncia che hai. Lo scorso anno si faceva, per esempio, c'era una diatriba su Zombie dei Cranberries, che ha questo irlandese pazzesco, che uscivano le note e le parole solo se dette in un certo modo. Quindi c'è questa possibilità. Molto bene. Ah sì, ho dimenticato l'ultima cosa. Sì, questo sarà più che per i genitori, insomma. Come scuola che abbiamo la possibilità, cioè, come si può dire, per bonus musica. Ah, la bonus cultura? No, la bonus musica. Sì, allora le quote della scuola sono detraibili, rientrano nel bonus musica, e c'è la possibilità di fare o quello o la dote famiglia, anche se la rinnovano. Per cui insomma, se voi fate il pagamento, diciamo così, delle quote tramite il bonifico bancario, mettendo sapete che ci sono tutte le clausole da rispettare, però è possibile detrarre perché l'associazione è iscritta al registro nazionale delle associazioni degli enti del terzo settore, e quindi ha la possibilità di accedere anche a questi contributi, diciamo così, regionali e statali per appunto le spese legate alla musica. Sì, sarà fino adesso 19%, se non sbaglio. Sì, bisogna vedere col commercialista in base a quale detrazione rientrate, insomma. Sì. Questo vale anche per gli strumenti musicali, immagino, per l'acquisto. Allora, quello però è un bonus regionale, credo, e bisogna vedere che quando mettono sul sito la disponibilità, bisogna vedere. In teoria sì, perché noi siamo una scuola convenzionata col Conservatorio di Trieste e anche con quello di Pesaro, e quindi essendo una scuola convenzionata che ha la possibilità di fare i corsi pre-AFAM, dovrebbe rientrare assieme ai conservatori, ai licei musicali, eccetera, eccetera, all'interno di questo bonus. Però è sempre da verificare i parametri che mettono ogni anno, perché ogni anno un po' cambiano. Va bene, avete qualche domanda? Ok. Beh, allora vi invitiamo a Open Day e ci vedremo insomma questo weekend. È il 17 di sabato e domenica, 14 e 15 settembre, dalla mattina alle 10 fino alle 17 di pomeriggio, sia a Casa della Musica che all'Accademia AGM. Grazie. Ok, poi se avete qualche domanda